Senti, avete risolto il problema che l'altra volta abbiamo avuto problemi con gli spinotti, insomma tutta roba varia. Emiliana Cantone, adesso la facciamo scaldare un attimo perché la mattina per i cantanti... Devo mettere in moto proprio, Ecco, mi sono svegliata anche tardi. Sì, deve mettere in moto, deve arrivare il caffè, cioè adesso a merendare trattoria, ognuno fa quello che cacchio gli pare e Petraroli va in diretta sulle montagne russe. Molto bene, però volevo farvi un regalo subito perché Emiliana mi ha portato una sorpresa bellissima. Adesso vi spiego di che cosa si tratta. C'è una canzone che ha cantato Mina che si chiama Ma come fai? Ad un certo punto Emiliana riceve una telefonata da Mauro Caputo. Sì. Giusto, è andata così, la racconto io. Sì. Riceve una telefonata da Mauro Caputo, dice Emiliana vieni allo studio, ti devo parlare di una cosa. Poi si incontrano allo studio di Mauro Caputo e Caputo le chiede di cantare con lui una canzone, questa canzone di Mina che si chiama Ma come fai? Ma come fai? Che è un pezzo, attenzione, non è una canzone classica, insomma non è un È pezzo un inedito di Mina. Di Mina, credo al massimo di 2 o 3 anni fa, adesso la data precisamente non la ricordo, però visto che lei me l'ha portata, volevo salutare Mauro Caputo prima di ogni cosa perché mi sembra giusto e vi propongo questa primizia, grazie Serginio. Mauro Caputo con Emiliana Cantone, la canzone si chiama Ma come fai? Sola mia, non capisco più perché tu sto vicina. Se pure tieni cuore rinda chi lo cuore tu, non fai trasi a nessuno. Non saccio come fai a dire voglio bene. Si parla di sta zitta ma carizia chiacchierire solo quando ti conviene e non ti importa niente perché tu sia così come te risecchiante fino a me fa morire. A colpa è sulla vita, non capisco perché resta, perché non mi abbandona. Tu sai che non mi basta, perché io sai che non è chista, o me te vuole bene. Non saccio come fai, siccome una mariola, che scusi mi abbracciamo a rovescelle e te nasconde, per paura che vola, ma pure si potesse, non mi basta sto cielo, scendendo da dicesse, io senza te non vola. Come fai a dire voglio bene, si parla di sta zitta ma carizia chiacchierire solo quando ti conviene e non ti importa niente perché tu sia così come te risecchiante fino a me fa morire. Che scusi mi abbracciamo a rovescelle e te nasconde per paura che vola, ma pure si potesse non mi basta sto cielo scendendo da richieste, io senza te non voglio.
Oh, che bella, Di insomma... quelle da sala. Ma insomma, la canzone raffinatissima, bellissima, devo dire la verità. Poi le due voci, nonostante insomma siate di generazioni diverse, però le due voci legano bene, si impastano Tra benissimo. l'altro, oltre al talento, vabbè, che esiste e consiste da sempre, perché poi ha delle tonalità, noi ci siamo dovuti adattare ovviamente, perché è Sì. una cosa che è nata in seguito. E ho riconosciuto un'umanità bellissima, e un'umiltà, perché poi voglio Certo. dire, di quelli che restano, credo che sia uno Dei pochi. dei pochissimi. Dei pochissimi, dei E pochissimi. quindi per me è un onore, anzi, da questa collaborazione, perché lui ha una marea di incisioni fatte, raccolte di Viviani e tante Sì. altre, che però le tiene per sé. Allora io ho voluto, diciamo, fortemente dire: dammi questo disco maestro, facciamo una sorta di video promo e almeno lo lancio sui miei canali, perché poi facciamo conoscere la canzone così, non è detto che uno vuole che diventa un pezzo di successo. No, ma questo è un pezzo di piacevole ascolto, Esatto. ecco, per gli appassionati. Consuelo, cosa c'è? Sì, mi devo togliere la cuffia? E allora facciamo una cosa, io intanto metto un disco lancio, voi siete pronti con la musica? Insomma, vediamo se Emiliana è pronta per cantare. Bene, mangerò, fumerò, insomma, faccio un po' quello che cavolo mi pare, e, insomma, è la libertà, è un po' come Serginho che lo fa lo stesso, insomma. Allora, adesso vogliamo fare una prova, però Consuelo deve chiudere quella porta perché veramente c'è un ritorno, sembra di stare... allora, grazie. Troviamo l'equilibrio e vediamo se Emiliana, insomma, possiamo cominciare, anche perché è tardissimo, cominciamo a canticchiare qualcosina, una cosa facile per cominciare, così facciamo una prova generale. Cosa pensavi? Intanto scusami un attimo, perché vedo Mario Trevi, vedo un filmato di Mario Trevi, non c'è più. Io vedo delle cose e poi le cose spariscono. Bene, cosa cantiamo? Canto Riest K, Riest K. insomma, di semplice niente, comunque. Volesse fermo tempo che stasera, senza percorsi, senza tornare a casa, ma tu non sei tu mia appartenenata, a colpo non è mia, sono innamorata, tu sei tu mio sulle pochi minuti, io che volessi a te per tutta la vita, se pure tu ci tieni questo amore, se non può far soffrire più che sto cuore, resta qua, ma ancora sti vasi carnale, ti prego non ti fermare, pure senza favore ti voglio perché mi fai vivere, non ce la faccio a t'avere nasconduta soltanto per un attimo, resta qua, sono stanca e senti che sta voce soltanto a telefono, e trema tutte le volte che stiamo abbracciati in ta macchina, e morire quando non ci vedremo perché non può scendere, resta qua. Che bella, allora, vecchia canzone di Emiliano Cantone che si chiama Riesta Ca. Allora, devo leggere un po' di cose. Ecco, Mauro Caputo, adesso se me lo mettete a tutto schermo, perché lo vedo, quindi ci dovrebbe essere, se Nicola Turco... Ah, stiamo vedendo il video della canzone, tra l'altro. Ah, che avete realizzato anche il video? Sì, in 3 ore. Posso averlo a pieno schermo gentilmente se qualcuno mi ascolta? Perché lo vedo soltanto qui sul monitor io. Allora, saluti, qui c'è scritto Acummara per Ilaria e non c'è scritto altro. Poi, complimenti a tutti, siete bravissimi. Daniele Bianco le fa
ancora da Maria da Melito per un'anonima, poi sono Giovanna da Pompei, potete farmi ascoltare Sei bellissima di Tony Colombo, oppure Taperd di Emiliana. Taperd, molto bene. Ciao Amy, sono Pietro da Nocera, vorrei sentire un brano a piacere e una di Caldore. Amy, sei bellissima, vorrei dire a Ciro Esposito non mollare mai, non mollare Ciro. Ci vediamo il 28. Poi sono Susi dalla Stadera, vorrei fare i complimenti per il programma, vorrei ascoltare Stracciami Pila Piet, dei Sciosciamocca, un bacio. Poi buongiorno, sono il Lacrime, tesoro, bellissima interpretazione, sei l'orgoglio della musica, il mio orgoglio, parla della tua canzone con Lisa, un bacio. Grazie. Allora, vedete il video in questo momento a pieno schermo, riconoscete Emiliana Cantone e Mauro Caputo, che bello, avete fatto un video raffinato, bene. Allora, adesso mi sembrava a posto, no Daniele? Tutto in ordine, tutto a posto, sì. Tutto a posto Emiliana, ti prego, io ti sentivo una bomba. Questo è l'appuntamento con il mondo neomelodico. Allora, io adesso suono Tony Colombo, devo chiedere scusa a tutte le persone perché noi a volte vi accontentiamo e a volte non vi accontentiamo. Questo però, ci tengo a dirlo, non è un programma a richiesta, quindi di tanto in tanto, quando ce l'abbiamo, vi accontentiamo, quando non ne teniamo, non siamo tenuti ad accontentarvi. Prego Serginio, alza quel cursore. E mettiamo Tony Colombo, Ti guardo da lontano, facciamo strappo alla regola, grazie. Ti guardo da lontano. Bene, allora, dalla pagina Facebook di Emiland, si chiama così la pagina? Emiland, con tanto di scritta in alto, insomma, riconoscetela anche dal numero di mi piace che è esagerato, quindi insomma c'entrate facile, la vedete facile. Forse li raggiungiamo qui in diretta 131.000. Ecco, sì. Allora, è un giochino che ho già fatto ma che voglio rifare, dopo scriviamo frasi d'amore, frasi importanti tirate fuori dalle tue canzoni, che mi sembra un modo per parlare dei testi, no? E per suggerire anche post su Facebook. Dopo lo scriviamo, però intanto musica dal vivo, visto che abbiamo il chitarrista, io sto nel mio, questo mi piace fare, è giusto che la gente ascolti la bella musica napoletana e quando è dal vivo è ancora meglio. Emiliana Cantone, prego Daniele, tocca a te. Esagerata a Marcellino in ta macchina con te, quando innamorate stanno cadute abbracciate, che peccato ci mandiamo soli e te. Quanta volte a girita sto cuore fermuto, ma pure se non l'ha mai capito, questo amore importante non può mai finire. Si ti perde, che sta vita non vale più niente. Tu sei sempre un sino momento, ragione campa solo tu, ma vorrei. Si ti perde, a chi aspetta scena. Si te perda. Caspita, volevo mettere Chest Sì, che è una vecchia canzone di Emiliana, solo che il formato non mi legge, insomma, iTunes non mi legge il formato dei pezzi, ma risolveremo. Mi vuoi cantare qualche altra cosa? Intanto vedo di apparare, che si può fare? Possiamo cantare, dimmi tu Daniele. Altrimenti metto una... Mettenata. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Ecco, tra poco facciamo anche le sfide, perché non mi... Però avevo pensato di mettere una canzone tua, visto che l'altro giorno mi hai detto quando vado a fare le cose dal vivo, la gente urla, balla, grazie, cursore. Ecco, pezzo da cerimonia, devo dire, ho da festa di piazza, sì. Anche, insomma, puoi agitare i fazzoletti, puoi agitare i tovaglioli, puoi agitare le mani, insomma, quello che ti va, i pir, le braccia, insomma. Ma fatta assai piacere. Adesso partiamo con le sfide. Io vi
metto un po' di pezzi vari, insomma, il mondo, l'Italia, e da qui rispondono Emiliana Cantone con Daniele alla chitarra. Visto l'estate, visto il calore che fa sotto sti fari, grazie Serginio, cominciamo. Papà e cose mie, un'estate al mare di Giuni Russo e l'Italia versus Napoli, Emiliana e Daniele alla chitarra. Giuni che tra l'altro non c'è più e che manca a tutti, voce meravigliosa, devo dire. Giuni dall'alto, facciamo quello che si può. Grazie, vai. Dopo tanta delusione, io non ci credete più. L'aquilone da speranze era ormai caduto giù e promesso sono affonnate rintomare le bugie, mentre sulla nostalgia colorava vita mia. Ma un giorno all'improvviso ho conosciuto a te, hai portato paradisi in dall'inferno anche a me. Sto miracolo bene, la cagnata storia mia, mo ti tengo stretto forte perché tu sei solo mio. Amore, 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 ti voglio bene, amore, 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 tu mi appartieni. Amore, 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 regalati, a tu sei nato, tu comincia vita mia. Amore, 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 con tutto cuore, amore, 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 ti voglio ancora. Assai, 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 mi fa sta male, facciamo ripevare che tu verrai. Notte fatte bene insieme a te. Amore, amore, amore. Intanto, a proposito di Giuni Russo, visto che prima ha suonato Giuni Russo, c'è un disco live in giro dove ci sono molte interpretazioni di canzoni napoletane di Giuni Russo, lo voglio dire per dirvi, per ricordarvi che la musica napoletana è veramente dappertutto. Ma andiamo avanti, e mi ha cambiato le tracce e non fa niente. Mettiamo questa, voglio mettere questa, grazie. Canzone basso, cuffia in testa e non c'è sta niente a fa, pozzo pure morire, rete o bancariella. Sono Enzo, pozzo pure morire, sono Enzo, il fidanzato di Veronica. Sono il fidanzato di Veronica, ti mando tantissimi auguri per il tuo disco, chiamami, salutami la famiglia Palumbo, la famiglia Titone, la famiglia Onotri, speriamo di non aver sbagliato tutti i cognomi, un brano di Daniele Bianco, un bacio a tutto, poi a tutto lo staff. Sono Flora, saluto Raffi, Marisa, Roby, Claudia, Paolo, Daniela e al mio amore Raffaele. L'amicizia è un regalo di Dio che non si getta per niente, va conservato nei propri animi. E caspita, che messaggio. Poi, ciao, sono Giusy da Pozzuoli, baci ad Emiliana, mi dedichi lettere per il mio amore Salvatore, ciao a tutti, se dopo si potesse fare dal vivo sarei contento. Poi no, non se ne parla proprio, ok, l'amore esiste perché tu esisti e se non ci fosse amore io non ti vedrei, la resistenza dell'amore è prova che io vivo per te. Ma vi state lanciando in una roba. Che cos'è? Stiamo diventando troppo Bergamo, volevo rileggerlo, sì, ok, voglio leggere un'altra volta, bene. L'amore esiste perché tu esisti. Mamma mia, per me c'è un'ofonica nuova. L'amore esiste perché tu esisti, se non ci fosse amore io non ti vedrei. La resistenza dell'amore è prova che io vivo per te. Raffaele, mi vuoi cantare questa cosa che stavo cantando io con le parole che ho detto io, però? Per me c'è un'ofonica nuova. Grazie. Per te c'è un'ofonica nuova. Ecco qua, nel rispetto, di nuovo. Che ci mancate capire. Saccia, però tu canti, io no, ti prego, di nuovo, più forte. Per te c'è un'ofonica nuova. Hai capito? Che si mette cuffie. E soprattutto che mi senta, ecco, mentre parlo. Ma adesso, a proposito della sfida, metterei anche questa. Vai Serginio col cursore, vai. Gianni Morandi. Mi diceva Serginio, però non fai l'appello, insomma, alla ricerca di un fonico nuovo, mi spotti soltanto. Ma io sono convinto sempre del fatto che le persone possano migliorare, insomma. Lì ci vuole tantissima tenacia, ci vuole tantissimo. Ti stavo proponendo già mio zio Enzo. Tuo zio Enzo? No, mi dispiace, con tutto il rispetto per lo zio Enzo, ma io credo che Sergio Donati da qui a 8 mesi diventerà come il fonico di Linus di Radio DJ, anzi lo supererà, e perché se non sarà così che dobbiamo fare? Tra l'altro devo dire la verità, da Linus a Radio DJ è tutto perfetto, io qua ho un sacco di falle, però...
certo che Linus c'ha il fonico, come fa? Ha una regia proprio a suo Io credo che ne abbia 8 di fonici Linus, visto che lì non sbagliano un pezzo. Ma adesso da Napoli, Sì. Emiliana. Io sì. mi sono persa una sfida perché tu hai lanciato i Modà Sì. e ho detto mo attacco con il così sia perché loro sono rock. E fallo adesso. Ma che mi hai messo là? Una cosa dolce Perché dei scusami, Modà. non ti ho fatto rispondere ai Modà? No. Ah, mi sono scordata. Sì. Ma No, la cosa pensate strana- voi, cioè, un imbecille di conduttore. No, la cosa strana è che ho Sì. detto vabbè mo attaccano i Modà, sai, Sì. con le chitarre E disco. scusate, cosa abbiamo fatto? Ah no, perché sai Hai che, messo subito i no, sai banane. che cosa ho pensato? Ti ho fatto cantare, no, ti ho fatto cantare quella storia per me fonico nuovo. Per me quella era la risposta ai Modà. ok. E allora ho pensato, no, vabbè, la cantata. E allora adesso Allora, ti prego, le accocchio rispondi. entrambe perché secondo me questo è uno dei miei pezzi più belli. Madonna, all'accocchio sento una roba dentro che mi si muove. E quindi penso che con E così sia li accocchio, mo c'avevo due piccioni in una fabbrica. E così sia, da questa croce scappo via, sentirmi libera di amare, fare un nome insieme, fiori, innamorarmi ancora via, per non toccare la follia, prima di te ci sono io, per trattarmi con rispetto, come non hai fatto mai, è tutto. Allora, Frankie Goes to Hollywood, la canzone si chiama Relax. Intanto, innanzitutto volevo ricordarvi, prima vi ho fatto ascoltare una canzone di Emiliana con Mauro Caputo e Mauro Caputo con Emiliana Cantone, e la canzone si chiama Come se fa, e Come fai, scusatemi, ma Come fai? Mauro, accendi questo microfono, Sergio, grazie, quello di Emiliana. Allora, Mauro Caputo sarà con noi martedì, tutti insieme, appassionatamente. Che bello. Con tanto di maestro che accompagna Mauro Maestro Caputo, Farina. insomma, così avrete la possibilità, se ne avrete voglia, di cantare anche questa canzone. Intanto sulla pagina di Emiliana stiamo scrivendo qual è la frase che preferite dalle sue canzoni, insomma suggeriteci un po' di post per Facebook. Emiliana c'ha un repertorio immenso, 7-8 CD, per cui insomma possiamo con le frasi veramente lanciarci alla grande. La pagina si chiama Emiland, se non l'avete ancora fatto mettete mi piace, come mettete mi piace sulla nostra pagina Il Mondo è Neomelodico, così ci aiutate a crescere. Della nostra pagina se ne occupa Chiara Neomelodica. Da domani vai a fare il clochard, ma adesso risponde Emiliana Cantone, per non dire vai a dormire in danu cartone. Prego, ecco, Emiliana, che c'è? Manco tu senti? A posto. Prego, fatti un altro giro, scusami Daniele. No, no es el amor lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión en tus pensamientos que te hace ser cosas, así funciona el corazón. Nel 2003 questa canzone Sì. mi chiamavano i miei parenti da fuori, io ho il reverbero. Wow, ma lui fatta una canzone, cioè pure a Torino. Anche a Torino, insomma, e non eri tu. Non eri io, infatti. Non Erano un lei. attimo gli avventura. Ecco, no, per i parenti di Emiliana. Allora, buona giornata a tutti, intanto con un passo felino, sono sempre brutte notizie quando la vedo, invece no, questa volta. Intanto sulla pagina Facebook di Emiliana Cantone, Emiland, Sì. insomma, segnalateci le frasi dalle canzoni di Emiliana che vi piacciono tanto, che poi ne facciamo post, controlla se comincia ad arrivare qualcosa, vi pregherei non parlate sotto la porta, grazie. Ciao Amy, ogni mio stato d'animo è una tua canzone, ogni mio stato d'animo è una tua canzone. Che bello. Sono solo tu, riesci con la tua musica, sei l'unica differenza davvero, sei unica, baci a tutti, Anna da Sant'Antimo. Poi sono un'anonima da Casalnuovo, vorrei dedicare un brano di Amy per Giovanna Izzo da Casalnuovo. Ciao a tutti, vorrei ascoltare Nancy e Nando Mariano per tutta vita, un bacio a voi. È arrivato qualcosa? Certo, ci sono un sacco di messaggi, quindi Sì, leggimi qualche frase, facci sognare, insomma, raccontaci di un nostro stato d'animo, grazie.
Sì. Ma ovviamente te le leggo perché mi Emilia, viene spontaneo che può fare? cantarla. No, No, no. scusami. No, che cantare? Tu mi Leggo. sai pigliare, mi sai accontentare, tu mi sai fa vincere. Tu mi sai pigliare, tu mi sai accontentare, tu mi sai fa vincere. Che cos'è? Da quale canzone? Siamo sempre stessi. Sì, ma sempre stessa, prego. Poi riesta qua, breve e circonciso. Oh, Riesta com'è qua. bella. Te ne può pure la risposta a Sì. Sergio Donati, grazie. Poi. Grande, tu per me sei la cosa più importante. Sì. Io ti voglio sempre, tu non sei in un momento. In questa favola tu per me sei un re. Ecco qua, queste sono le cose, no? Che ti fanno capire quanto i napoletani siano legati alla loro musica, prego signora. Non vedi niente, lo sguardo è così assente, come se non ci fossi, come se non vedi niente, un'ombra tra la gente, un numero qualunque per te insignificante. Non vedi niente, ma tieni su di mente e guardavi chi stucchi, guardami a me. No, Martino! Martino, sei il numero 1, l'ultimo e poi mettiamo un'altra canzone dal mondo, prego. Questa è bella perché inizia da qui, non so perché, ha omesso la cosa più importante. Sì. Sta scritto, e non mi spoglio per un'ora per poi andare via. Ma come faccio io? E non mi spoglio per un'ora per poi andare via. Ma come faccio io con le canzoni? Prendo la cosa che mi interessa di più, la riassumo. Prego, cursore, grazie, molto bene. Serginho, Daniele, lo vedete nel tugurio? Ecco, il signore che vedete, perché ogni tanto ve lo devo ricordare, chitarrista, e in questo caso, insomma, cantano e suonano e cantano. E questa signora la riconoscete, Emiliana Cantone. Che vuoi fare? Vuoi cantare? Sì, ecco, aspetta che ti hanno appicciato. Qui le sta cercando un cartone, Sergio Donati. Mamma sì, cose che non ho capito. Sì, shout to the top. Shout to the top. Però la ballavi perché certa musica... Sì, perché sì, non puoi fare almeno. Perché ti va a farnire in decosce e non ti puoi fermare, prego. Però io sono mia, appartengo a me e sono uguale a me. Ecco, quindi che fai? Sono mia. Ah, bene, no, bene, è una protesta, uno sciopero. Sono mia e non mi spoglio per un'ora per poi andare via. Sono mia e non mi sparta mi dà o tempo che già ci sta che lei la stessa bugia. Sono mia, non resto un altro minuto in tua compagnia. Sono mia, solo mia e vado via. Che bello, ecco perché me la porterei a casa. Bene, allora sulla pagina Facebook di Emiliana tirate fuori le frasi, cercasi fonico, chi ha fatto scrivere in televisione cercasi fonico? Perché questi, volevo dire, scusate, visto che questo è un periodo di crisi, di lavoro, io non cerco nessun fonico, perché chi sta da schiattare è un mixer, quindi no, assolutamente no, perché altrimenti creiamo false illusioni qua, in momenti di elezioni, di politiche, vi do 8 posti, 9 posti, 80 euro, e non vorrei un manco un euro, e allora perché dietro al mixer deve stare Sergio Donati e ha da schiattare, perché altrimenti questo è da contratto. Quando ho firmato con la Cici Records, io a Consuelo Cremato ho chiesto no, ma la Dret ha da sta. Ma come Sergio Donati è un divo, mi diceva Consuelo, è una star, sai, ha scritto canzoni per tutti. E la risposta fu a me non me ne fotto proprio, ha da sta là. Tra poco rimetto in onda Ma come fai? Mauro Caputo ed Emiliana Cantone, mi piace molto, poi insomma io sono anziano, sai com'è, e a me sta roba mi piace, Sergio ci posso veramente fare poco, infatti martedì Mauro Caputo sarà qui con tanto di maestro, ecco qua, sta tornando terremoto con fogliettine, adesso però noi leggiamo le frasi dalla pagina Facebook di Emiland, prego, grazie. Sì. Non ci può dire ancora che non sa da innamorare. Sì. Chi si decide sta vita e non lo può fermare. Non mi sembra giusto, questa è bella. Allora usatele poi queste frasi durante il corso della giornata, delle settimane, dei mesi, prego. Coro, non si muore per amore, muore l'ora è troppo forte a me. Coro, si è affonnato in mezzo mare, chi sta a muore che non torna più a me. Dimmi che soffre senza me. Ecco, che canzone è, scusa? Dim. Ah, Dim, molto bene. Sì. Intanto qui ci sono i complimenti di WB per te, Tommaso, credo. Ciao Tommaso, grazie. Complimenti per il nuovo singolo, bella oltre che brava. Ecco. Ti ringrazio. Andiamo Tommaso. avanti, leggiamo, grazie. Poi, o bene non è una persona. Aspetta, non è mangiare ravogliate. No, ma non ti preoccupare, ma tutto normale, qua si può fare quello che vuoi. O bene non è una persona, non si può perdere. Ramma sta vita mia. Ram sta vita. Questa sembra scritta da Consuelo Cremato. Ram sta vita mia. Prego, andiamo avanti. Poi si trasute piano fino a dintallare. Insomma, qua è inutile dire. Prego, andiamo avanti. Con l'amore non si può pazziare, questo noi non l'abbiamo mai saputo fare. Ce l'abbiamo cresciuto con passione e mulle che le panne.
belle. Io godo quando sento queste cose, perché questa è la dimostrazione del fatto che, vedi, le musiche vanno bene, insomma le musiche devono essere trascinanti, per l'amor di Dio, perché altrimenti le canzoni sono sedute, roba varia, però ci sono certe parole napoletane che raccontano un mondo, e che dirle in italiano, dire lo stesso concetto in italiano non rende, non servirebbe. Prego. Poi c'è scritto: volesse avere a poche chi lu bene che ha perso già. Sì. E guarda la sorellina di Alessandro Turco fuori dal vetro che guarda Sergio Donati. Sei venuta tu come fonico? Vuoi provare? Ti vuoi mettere al posto di Sergio Donati? Sì, vai, poi, vai. Se vuoi andare via da lei, e vai, non inventare scuse, ormai ci sei. Sì, ecco. Poi è fornuta. Sai che aspetta, sai che questa canzone mi piace molto? Caspita, io non le posso suonare perché non mi legge iTunes, non mi legge il formato. Come si chiama? E va? Se vuoi andare via. E no, allora aspetta, no, parlo di una... va, che forte sempre continuo marinde. Ok, questa, però poi nel disco di dove c'è, aspetta, Sono mia, credo, c'è la penultima traccia, come si chiama? E vai, se te ne vai, e vai, una roba del genere. La trovo, continuiamo a leggere, la trovo un attimo. Aspetta. Poi è fornuto meno male, a così non mi può fare più male, meglio adesso avrò il tempo di provare a guarire da te. Ecco. Poi. Si trasute chiano fine di intallana, ma sì. Poi aspetta che dice, beh ce ne sono tanti. Ah, tu sei per me un ragazzo da sposare, tu sei per me il mio sogno sull'altare, tu sei per me tutto quello che volevo. Ecco, Se vuoi andare via si chiama la canzone, che è questa che mi stavi cantando. Dal disco E così sia. Dal disco E così sia. Bene, allora adesso ci prendiamo una pausa, intanto continuate ad entrare nella pagina di... Mazza, hai fatto un macello, È bellissimo perché io ogni volta che faccio questo giochino riesce sempre, ed è la dimostrazione lampante che i napoletani sono attentissimi alle parole e ai testi. Serginho, grazie! Allora, Mauro Caputo con Emiliana Cantone, alzate il volume a palla, vi prego, canzone bellissima, si chiama Ma come fai? Sola mia, non capisco più perché ti sto vicina. Se pure tieni cuore, rinda più il cuore tu, non fai trasi a nessuno. Non saccio come fai a dire voglio bene. Si parla di sta zitta, ma carizia chiacchierire solo quando ti conviene. E non ti importa niente perché tu sia così. Tu mi dai risecchiante fino a me fa morire. A confesso la vita, non capisco perché resta, perché non mi abbandona. Tu sai che non mi basta, perché io sai che non mi chiesto, o mi vuole bene. Non saccio come fai, siccome una mariola, che scuse mi abbracciamo a rovescelle e te nasconde, per paura che vola. Ma pure si potesse, non mi bastasse il cielo, scendendo ti dicesse, io senza te non vola. Da domani la suono a palla e poi me la porto a casa, insomma, come sempre le solite capate. Però a proposito di Mauro Caputo, nella felicità, nell'attesa che il maestro arrivi qui martedì, io ho sempre pensato ad una canzone, poi insomma è il tempo di trovarle, roba varia. Ti prego Serginho, alza un po' il cursore. Mamma mia. Allora, alzate, lasciate il volume a palla. Canzone scritta da Enzo Di Domenico. Enzo, mamma mia, Enzo Di Domenico è una roba micidiale. Questa è una canzone nuova, Consuelo tesoro, non ho aperto il cascione, se tu ascoltassi la musica. Ma trova Nat, Mauro Caputo e ascolta. E beh, da già dice, fatti una lavoro, fatti una cosa facile, ma di che una sbandata.
però stavolta non la faccio buono e faccio tutto quello che fai tu. Mi trovo una che mi da vuole bene con tutto cuore. Sai che resate pensando a te lontano, facendo amore. Certa saria felice se già facessi vera, ma che sta freva coscia solo se ci stai tu. Ma te non me ne fide più. Poi avremo modo di ascoltarla per intero. Mi trova Nat Mauro Caputo e c'è Massimo Arciero fuori la porta e nessuno gli apre. Poi, ragazzi, scusate, no, facciamo e là dove sta, ecco questa. Bene, allora Emiland, la storia. Allora Emiliana faceva un'osservazione giusta, cioè nel senso, aspetta, voglio capire se ho capito, sì. Cioè, che la gente va a prendere dalle canzoni non una frase a caso, cioè non la frase più bella o magari sai particolare, per dire. No, quella che veramente racconta quello che le rappresenta, perché ecco, in effetti perché così, perché le canzoni diventano cosa tua, insomma. O anche solo al momento, perché magari certo. Se tu analizzi probabilmente ne avresti detta un'altra. Ne avresti detta un'altra, molto bene, ma andiamo avanti. Emiland, sì. Pagina Facebook, leggiamo. Non sapevo manco come si passava, eri tu che tanta cosa mi imparava, quanta tempesta insieme a te hanno saputo superare. Poi, questa è bella. Sì. L'amore inganna le tue percezioni, ti sì. fa cambiare tutte le opinioni, altera il flusso delle sensazioni, perdi il controllo delle tue ragioni. La faccia mia, che canzone è, scusa? Introvabile amore, che è bellissima, che percoba quando si mette. Introvabile amore, quella di quel sì, primo disco sì. famoso. Bene, poi. No. Dalla conquista del mondo. Alla conquista del mondo, bene. Poi si trasute chiano chiano fino ad intallare, l'unico perdente sei tu che perdi a me. Poi. Quello che dico io che mi piace. Se vuoi andare via sempre. Ecco, come fa alla fine? Mi devi cantare il pezzo quando lei dice questo. E non credo che è canzone che... no, aspetta, qual era? L'unico perdente sei tu che perdi a me, una cosa del genere. Quando la vedrai stasera tu... E l'unico perdente sei tu che perdi a me. Sì, non ti ricordo, Emiliano. Non so se la già farti capire. Prego, andiamo avanti, e sono io che chiedo delle cose strane. Che bello e buono così. Poi rimane chissà, lasciamo tutto al destino perché sì. Ulisse sa la verità. La cosa carina di questa frase è che sì. io l'ho trovata incisa, insomma tatuata, a tre amici, tutti sì. e tre uguali, però in spagnolo. E appena muovete te tre che braccia così, guarda Emiliana. Ecco, guarda, sei tu, sei sul nostro braccio. Bene, allora il mondo è neomelodico, qualcuno ha aperto a Massimo Arcello, ti volevano lasciare fuori e invece no. Leggiamo l'ultima e poi andiamo avanti. Sono mia e non mi spoglio per un'ora per poi andare via. Ecco, sono mia, questo è diventato veramente un manifesto. Allora, a proposito delle canzoni di Emiliana, poi torniamo alle sfide, torniamo a cantare dal vivo, insomma, per gli ultimi minuti, però ci sono canzoni di Emiliana che dice, insomma, sono simpatiche, no? Sono simpatiche. Mi hai fatto osservare una cosa, se sì, lo so, ma non la diciamo, ti prego, che sono quelle mie masturbazioni mentali, solo mie. Prego, andiamo avanti, grazie Serginio, Iseki Lugursora, fatica. Allora, mangio un po' di te. Una mi diceva appunto, mangio un po' di te mentre facciamo amore. E di Piero Palumbo, Tony Aprile. Bene. Mangia. Allora, Emi, tesoro, puoi dimmi, caro. Ecco, adesso diventiamo in tantissimi a ballare l'Alligalli. Perché insomma Luigi ha già preso in braccio la telecamera, tra poco entra anche il nuovo conduttore di questa trasmissione, perché non ho trovato il fonico, ma il conduttore ce l'ho